Buon pomeriggio, benvenuti ad Appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino, grazie per essere con noi. Grazie a lei direttore, oggi buon pomeriggio. Appena inaugurato la nuova Piazza Europa tirata a luce, una vera soddisfazione sindaco. Assolutamente sì, peraltro sono anche felice di essere stato colto in flagranza di mendaggio, perché la settimana scorsa lei mi ha chiesto alla fine della trasmissione ci possiamo aspettare qualcosa di nuovo per la prossima settimana e ho detto assolutamente no, e invece non solo abbiamo inaugurato oggi Piazza Europa, ma mi è anche arrivata un'altra bella notizia dall'ingegnere Laudani del Genio Civile, che hanno firmato il contratto che è propedeutico alla consegna dei lavori per il nuovo Museo dell'Etna che sorgerà al posto dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ah, che bello, il Museo dell'Etna. Comincia a prendere forma, non è un'opera in cui noi c'entriamo nulla perché è della regione siciliana, però è un altro passo verso la Catania che ci piace. Beh, bellissimo, quando sarà inaugurato sindaco? No, ancora stiamo parlando di consegna dei lavori per l'inizio dei lavori. D'accordo. Comunque già è una bellissima notizia questa. Adesso sindaco, lei lo sa, manca poco al 2 novembre, è una ricorrenza importante naturalmente per tutti, anche per noi catanesi, e adesso ce ne andiamo insieme con Tonino De Mana al cimitero di Catania in via Acquicella. Si avvicina la commemorazione dei defunti e il cimitero di Catania si prepara ad accogliere migliaia di persone che andranno a far visita al caro estinto. Troveranno un camposanto in stato comatoso che paga anni di abbandono e di approssimativi interventi di manutenzione. Tra auto, scooter, rifiuti, erbacce, muri pericolanti e pneumatici abbandonati per terra, in realtà non sembra neanche di essere al cimitero. Percorriamo uno dei tanti vialetti disastrati con un chiodo fisso. Com'è finita la gomma di un'auto nei pressi di una tomba? Di certo è un unicum, ma la stranezza è che nessuno sembra vederla. Eppure si trova a pochi metri dall'ingresso centrale quello che i catanesi chiamano dei tre cancelli. È forse l'immagine simbolo di un luogo che di certo non brilla per efficienza, ma al di là del vialetto principale e dietro il muraglione lo spettacolo è ancora più indecoroso. Quella che vedete è un'ala disastrata con loculi distrutti, arredi funerari e marmi disseminati ovunque. Struggenti ricordi, giocattoli, peluche, pupazzetti ed una girandola ci ricordano che stiamo percorrendo il cimitero e nella fattispecie un'area riservata alle morti cosiddette premature. Non va meglio in altri settori dove è persino difficoltoso e rischioso deporre un fiore. Guardate questa scaletta completamente arrugginita alla base, senza un supporto e, qualora volessimo salire, completamente pericolosa ed instabile, addirittura si inclina verso dietro. Sono tante le scalette pericolose e tante altre sono inutilizzabili, lo vedete in questo video, mentre alberi mai potati, erbacce e canne ricoprono ogni cosa, persino le indicazioni stradali, le cappelle e le tombe. Si portano i fiori perché ovviamente la vigilanza zero, abbiamo le erbacce a confronto a meno, però da premettere anche che paghiamo la luce annuale, ma la luce in tante tombe purtroppo non ne hanno, con tutto ciò che facciamo solleciti, quindi non si sa una come si deve comportare. Tra qualche giorno è la commemorazione dei defunti, in tanti si recheranno qui al cimitero. Che cimitero troveranno? Un cimitero decretato purtroppo, perché ovviamente non c'è la manutenzione che ci dovrebbe essere, perché poi il nostro cimitero è bello, è grande, quindi un po' più di manutenzione, un po' più di vigilanza, non sarebbe male. In alcuni casi manca la luce, manca l'acqua e manca persino la vigilanza. La vigilanza non fa il suo dovere perché dopo uno compra fiori, compra cose, sono portati anche cose di ortone, sono portati fiori e noi torniamo a ricomprare le cose perché giustamente una tomba senza fiori no, non è una tomba. Vialetti che mostrano i segni del tempo, marciapiedi distrutti e muretti che cedono, come questa protezione in lamiera sradicata dal vento e mai più ripristinata. Tra qualche giorno ci sarà la commemorazione dei defunti, magari qualcuno si ricorderà che almeno i morti meritano più rispetto. Ecco sindaco, come mai questo degrado? Da cosa dipende? È una vicenda indegna. Io chiedo scusa ai catanesi perché hanno ragione, anzi i due signori, i due concittadini che sono stati intervistati si sono espressi in termini assolutamente civili e composti, nonostante poi sia comprensibile che possa anche sorgere la rabbia rispetto a certi fenomeni di degrado.
Nello stesso servizio è stato dato atto che da tanti anni non si fanno interventi di manutenzione, però siccome fin dall'inizio, e sarà un po' il nostro mantra, abbiamo detto non guardiamo al passato, il problema è capire quali sono le risposte che possiamo dare subito e quali sono quelle che non siamo in condizioni di dare. Sul tema della manutenzione, tanto del cimitero quanto delle strade, quanto di alcuni edifici comunali, là siamo molto indietro e purtroppo in questo momento non ci sono risorse. Fino a quando non approveremo il nuovo bilancio cercando di capire che cosa possiamo destinare, ma sempre secondo una logica che comunque non ci permetterà di soddisfare tutte le esigenze che ci sono in questa città, perché 30 anni, 40 anni di mancanza di manutenzione non si possono colmare in poco tempo, è chiaro che sorge la frustrazione. E poi devo dire che oltre ai problemi che dipendono dall'amministrazione comunale, certo provoca molta amarezza ascoltare quel che è stato detto a proposito per esempio del furto dei fiori. Ma chi sono questi animali di nostri concittadini che vanno a sottrarre i fiori da una tomba per portarli in un'altra tomba? È anche una questione proprio di, non è più di senso civico e neanche di buon gusto, è anche una questione di rispetto per i propri defunti, i fiori di seconda mano. Ma per favore, pigliate un ciuffo d'erba, sicuramente fate più onore ai vostri defunti piuttosto che andare a sottrarre. Tornando alla manutenzione, Sindaco, come dire, è un problema sempre di soldi, di disponibilità economica, è anche un degrado ereditato che dura da un po'. Assolutamente, dura da un po', però ribadiamo, non guardiamo al fatto che per tutti questi decenni non si è fatta manutenzione. Io vorrei che andassimo verso anche una città in cui ci fosse una reciproca assunzione di responsabilità, e allora chi per esempio alla tomba, così come succede nelle tombe di paese, noi la nostra tomba di famiglia non è a Catania, è lì di Obea, ma sono gli stessi cittadini, sono gli stessi titolari delle cappelle che provvedono alla pulizia, sempre secondo quel proverbio indiano che abbiamo citato l'altra volta: tieni pulito l'uscio di casa tua e tutta la città sarà pulita. Non dobbiamo aspettare per forza che venga il comune, perché se noi non interveniamo immediatamente, quelle condizioni di degrado poi alla fine si alimentano. A me la cosa che più ha turbato è vedere quello che abbiamo visto tutti per le tombe dei bambini. Quello non è ammissibile in una città che abbia un minimo di considerazione per il proprio futuro, se non diamo segnali su questo, io non so come veramente cosa dobbiamo fare. Ma non c'è neanche la vigilanza, Sindaco. Perché questo è uno degli altri problemi. La vigilanza, che credo qui spetti a multiservizi, però abbiamo un contratto che non consente di soddisfare le esigenze economiche di multiservizi. Noi abbiamo l'assessore Petralia che si occupa dei servizi cimiteriali, che è estremamente attento, attivo, sempre reattivo, però è chiaro che non gli possiamo chiedere di stampare moneta e così avere quelle risorse di cui non disponiamo. Siamo sempre là, la questione. Sì, e quel che è peggio è che io vengo da Genova, sono tornato ieri dal congresso dell'ANCI e la situazione è di tutti i comuni d'Italia in questo stato, con previsione di ulteriori tagli che alla fine incidono anche sulla qualità dei servizi offerti. Però quando parliamo di defunti parliamo di coloro i quali, grazie a cui noi siamo qui. E allora dobbiamo necessariamente provare a dare delle risposte. In questo momento non le so dire come, però è una questione su cui devo studiare un po', approfondendo le possibili destinazioni in bilancio di risorse che ci consentono. Mi sembrano parole estremamente interessanti, estremamente chiare e importanti, quelle che ha detto il Sindaco, e quindi noi ne prendiamo atto. Adesso facciamo una breve pausa e poi dopo leggeremo i vostri messaggi, sono le vostre mail, i vostri WhatsApp, voi continuate a mandarli perché ne arrivano, Sindaco, veramente a valanga e continuano ad arrivare da giorni. State con noi, tra pochissimo di nuovo appuntamento con il Sindaco Trentino. Bentornati all'appuntamento con il Sindaco di Catania, Enrico Trentino, che ringraziamo per la sua disponibilità. Siamo in diretta, quindi riceviamo le vostre mail, l'indirizzo è sicilia24focus@telecolor.it, ne abbiamo ricevute valanghe, ne abbiamo scelte naturalmente alcune. La prima che leggo è questa, è del signor Bernardo Aruta,
che scrive: signor Sindaco, è possibile che a Catania la tassa sui rifiuti è la più cara d'Italia, considerato anche il pessimo servizio reso per colpa di noi cittadini, dice il signor Aruta. Quando gli uffici si adopereranno per fare sì che paghino tutti la giusta tassa, e così chi oggi la paga pagherà di meno. Grazie Aruta Bernardo. Diciamo che si esprime secondo una conseguenzialità assolutamente logica, quindi condivido quello che afferma il signor Aruta. Noi abbiamo la tassa più alta d'Italia in parte anche per i problemi di riscossione. Vedete, il paradosso è che noi siamo andati in dissesto perché non riuscivamo a riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie. Oggi con quelle stesse entrate dovremmo pagare non solo il presente ma anche il passato, anche quella massa passiva. Quindi non siamo in condizioni di ridurla, a meno che, e ha ragione il signor Aruta, non riusciamo a trovare risorse fra quelli che non pagano. E devo dire che già un lavoro importante è stato fatto, perché solo nell'ultimo anno sono state recuperate circa 4 milioni di euro, perché non sempre chi non paga è persona che non può pagare, ma molto spesso anche sono persone che hanno dimenticato, o addirittura enti a cui non è stato mai mandata la cartella. Quindi abbiamo recuperato, ma ho chiesto a Municipia, che è la società che si occupa della riscossione, che vi sia su questo estrema concentrazione, perché noi dobbiamo recuperare molto di quell'oltre il 50% che noi riusciamo a riscuotere. Ecco, ma con quei 4 milioni che avete recuperato cosa avete fatto o pensate di fare, Sindaco? Ora stiamo noi redigendo il bilancio previsionale, e quindi è chiaro che dobbiamo capire dove destinare queste risorse, e torniamo a quello di prima, alla manutenzione. Cerchiamo di dare un pochettino di respiro, di ossigeno. Beh, speriamo davvero. E adesso c'è Bruno Raciti che scrive un'altra mail, dice: egregio Sindaco, tutti molto rispettosi, sempre la salutano davvero, ci fa piacere anche questo, però poi segnalano le cose come stanno. Dice: non vengono rispettati dagli ambulanti gli spazi assegnati dal Comune in piazza Carlo Alberto, e le bancarelle, dice il signor Bruno Raciti, invadono la sede stradale costringendo l'utenza a camminare a stretto contatto, facilitando i borseggi, il contagio Covid e impedendo inoltre in caso di emergenza il passaggio dei mezzi di soccorso. Continua il signor Bruno Raciti: in passato qualche sporadico intervento è stato fatto, ma purtroppo senza alcun esito. Considerato quanto sopra, è forse il caso di intervenire in maniera autorevole e duratura, procedendo eventualmente al sequestro delle merci per i trasgressori, si chiede, punto interrogativo. So che interventi tali risultano impopolari, ma secondo me necessari. La ringrazio per l'attenzione, dice Bruno Raciti. Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare non solo il signor Raciti ma tutti. A me non interessa assumere iniziative impopolari, anzi credo che abbia dimostrato subito fin dall'inizio che sto cercando di spingerci oltre la linea di quel che poteva essere immaginato secondo schemi di coraggio del passato. Stiamo facendo degli interventi sempre più mirati per reprimere fenomeni di abusivismo e di illegalità, ma è chiaro che quando noi parliamo di fiera, quando parliamo di mercati, dobbiamo anche immaginare la condizione presente, capire che abbiamo 2 sole pattuglie dei vigili dedicate al servizio al nona, e ogni sequestro, perché dice una cosa che ha sicuramente senso il signor Raciti, ma ogni sequestro solo per inventariare la roba da sequestrare se ne va sostanzialmente una giornata intera. E allora si cerca di fare buon viso a cattivo gioco, ma buon viso a cattivo gioco significa che non si legittima la condizione di illegalità, si interviene per reprimerla. Però non possiamo noi ogni giorno passare lì e magari il giorno dopo ci ritornano. In un mondo perfetto bisognerebbe sequestrare tutto, ha ragione il signor Raciti. Rispetto a una condizione in cui ci sono decine e decine di bancarelle in illegalità, è chiaro che noi non possiamo normalizzare, però stiamo studiando degli interventi, diciamo, un pochettino più creativi, perché una delle mie richieste è che si compia un intervento di riqualificazione di piazza Carlo Alberto, proprio perché attraverso questo intervento, che non è solo di natura estetica ma anche di natura funzionale, si possano creare degli spazi che garantiscano sulla tenuta delle bancarelle solo da parte di chi è regolare. Come riqualificazione? Questo lo dobbiamo ancora, siccome interviene sulla programmazione 21 e 27, è solo una idea che ho chiesto che venga trasformata in progetto, per cui direttore non illudiamoci, non è una cosa che noi vedremo nel prossimo anno, 2 anni. Ovviamente se noi siamo arrivati adesso dobbiamo essere capaci di programmare, la nostra visione deve andare ai 5 anni, e questa è una cosa che può prendere
corpo fra 2 o 3 anni. Quindi, signor però ecco, se lei mi dice che tipo di idea ho io in mente, certamente in una piazza Carlo Alberto che sta diventando una piazza vissuta anche la sera, noi dobbiamo cominciare a immaginare una situazione sul conferimento dei rifiuti che eviti quel pessimo odore che alla fine condiziona la piazza per tutta quanta la giornata. Cominciamo da lì, quindi. Esatto. Signor Raciti, quindi lei ci faccia sapere poi le cose come vanno, perché noi siamo qui con il sindaco e cominciamo con questa storia dei rifiuti e poi andiamo avanti e aspettiamo naturalmente che passi il tempo. Ma nel frattempo interverremo sugli abusivi. Sugli abusivi intervenite? È naturale. È naturale, è importante che l'abbia detto. Qui vediamo un video, mentre vi leggo la mail del signor Giovanni La Rosa, che dice in Viale Ruggero Albanese, che è vicino all'ospedale Cannizzaro, eccolo qua, vedete, al numero 20 a Catania in ore notturne stazionano 2 branchi, lui ha fatto i conti, un branco di 5 e un altro di 6, per un totale di 11 cani randagi. Nello specifico li si vedono scorrere, sono quelli piccolini laggiù in fondo, li vedete? Si precisa che uscire di casa la sera e rincasare dopo la mezzanotte è diventato pericoloso, visto l'estremo pericolo creato dal comportamento di questi cani, essendo molto aggressivi, affamati e potrebbero causare notevoli danni a noi cittadini. Mi invito a segnalare questo importante fatto rendendolo pubblico in TV, eccetera. Cosa si può fare? Allora, mi avevano segnalato questo branco, mi dicono che non è aggressivo, ma questo non significa che è una buona ragione per lasciare. La cosa dice il contrario, dice che sono aggressivi, Possibilmente magari in un certo periodo sono affamati, ma conta poco, sono aggressivi, non sono aggressivi, non ci possono essere candidati. Non ci devono stare. Quindi è una colpa anche mia, nel senso che nella distribuzione delle deleghe in effetti ci siamo resi conto che non avevamo assegnato quella agli animali, che abbiamo assegnato all'assessore Lombardo, per cui siamo partiti. Me l'eravate dimenticata? Me l'eravate dimenticata? Sì, me l'ero dimenticata, colpa mia, direttore, perché non pensavamo entrasse nell'ecologia, però invece ho voluto che fosse più specifica, quindi proprio sul settore degli animali, così come c'era anche con la passata amministrazione, e grazie alla cui delega e all'intervento dell'ex assessore Cristaldi ho potuto adottare io un cane al canile comunale. Quindi stiamo ponendo rimedio. Adesso chiederò di fare un intervento immediato proprio per verificare l'esistenza di questo branco ed eventualmente questo ricoverarlo. Va risolto. Viale Ruggero Albanese. Anche perché siamo vicini all'ospedale Cannizzaro, quindi stiamo scherzando. Sì, vicinissimo all'ospedale Cannizzaro e questo fatti i conti, addirittura sono 11 cani, li ha visti tutti, quindi non si scherza, è una roba molto seria. Adesso passiamo ai WhatsApp, voi ci mandate anche tanti WhatsApp anche mentre andiamo in onda e questo non fa che confermare, come dire, l'interesse di questo appuntamento settimanale, oltre che la disponibilità del sindaco, per il quale la ringraziamo naturalmente, lo ringraziamo. 342 7455 005, vedete lì sotto. Allora, prima di tutto ce l'ho qua io, il primo. Buongiorno signor Sindaco, il signor Giuffrida Eugenio, perché si firmano tutti, nessuno è anonimo e noi non leggiamo messaggi anonimi. Buongiorno signor Sindaco, non so se lei è già a conoscenza che a Picanello, specie nella zona via Grasso Finocchiaro e via Re Martino e via Timoleone, quando piove diventa un fiume a causa dei tombini otturati con gli allagamenti che ne conseguono. La ringrazio in anticipo, Giuffrida Eugenio. Allora, è stato compiuto un forte intervento di ripulitura delle caditoie, però l'ho detto già l'altra volta, la scorsa volta, in presenza di certi fenomeni meteorici non esistono tombini che consentano comunque il deflusso delle acque. Sono troppo forti le piogge. Sì, ma ormai in tutto il mondo è così. L'abbiamo visto in Emilia, l'abbiamo visto a Genova, dovunque noi vediamo fenomeni meteorici di una certa intensità, è chiaro che a quel punto sarà inevitabile allagamento. Ormai siamo tropicalizzati. Io quello che le dico in divenire, bisogna chiaramente creare dei canali di deflusso delle acque su tutta Via Etnea, per esempio, ed è una delle cose che ho chiesto di fare assieme alla depurazione al commissario Fatuzzo. Però per gli interventi più immediati noi il nostro lo stiamo facendo con la pulizia delle caditoie. Dobbiamo sperare che non ci siano appunto queste forti piogge, perché saremo sempre impreparati rispetto a questo genere di c'è un evenienze. progetto su quello per quanto riguarda la raccolta, diciamo, più consistente delle acque piovane? Il progetto c'è nella misura in cui, dovendosi fare la depurazione di tutta la città e quindi dovendo passare
questo canale sotto tutta la città, per cui si comincerà, già annuncio, saranno momenti duri per tutti perché Catania sarà un cantiere intero. Quando ha cominciato a fare questa cosa? No, non io, il commissario per la depurazione, il commissario ministeriale, dovrebbe cominciare, lui pensa, entro 6 mesi. Naturalmente noi come amministrazione dobbiamo essere bravi a gestire la mobilità per garantire o meglio per ridurre i disservizi. Ma saranno ancora guai su guai, aiuto! Saranno quei su guai, però sono quei guai, mi permetto di dire, a lieto fine, nel senso che poi finalmente avremo una città con il depuratore collegato alla fogna, nello stesso tempo strade interamente rifatte, quindi da questo punto di vista è comunque un guaio benefico che creerà tanti problemi all'inizio. Però per quanto riguarda Via Etnea, ne parlavamo anche l'altra volta, il rifacimento della Via Etnea con l'eliminazione delle cosiddette bocche di lupo ai lati del marciapiede, esatto, che voi ricordate tutti quanti erano quelle feritoie, quelle fenditure da cui defluiva l'acqua, rende il Tobino assolutamente insufficiente ad assorbire qualunque pioggia, neanche una pioggia consistente. Questo per l'effetto determina uno straripamento a monte perché l'acqua non riesce pertanto a defluire come si deve, con tutto quello che comporta. Allora, questa poi la seguiremo anche questa, vedremo come va avanti. Abbiamo tempo ancora, sì, per un altro WhatsApp del signor Gianni, si chiama Gianni, e credo signor sindaco di Catania. Le chiedo cortesemente di fare installare una telecamera in via Pasquale Timmonieri, angolo Salvatore Aldisio, perché cittadini indisciplinati lanciano sacchetti di rifiuti sul marciapiede e tutti i sabati, durante le ore notturne, attività di zona scaricano grossi sacchetti trasparenti di rifiuti di plastica. Sono anni che segnalo questo inconveniente, ma nessuno cerca di stroncare questo sacchetto selvaggio, sia di privati a quanto pare anche di ditte, racconta il signor Gianni. Qui siamo in zona, ripeto, Pasquale Timmonieri, angolo Salvatore Aldisio. Io le prego poi di girarmi questo WhatsApp in modo da poter prendere nota delle vie, visto che non l'ho scritto adesso. Comunque è chiaro che un intervento bisogna farlo attraverso l'installazione di una telecamera o attraverso un presidio dei vigili, ovviamente non quotidiano ma saltuario, in modo da intervenire, sanzionare e dissuadere questi maleducati, questi cafoni, diamogli il loro nome, questi vastasi che non hanno capito che la città deve essere tenuta pulita. Grazie al sindaco Trentino, ci fermiamo qui, il secondo appuntamento si conclude sempre in diretta, ci rivedremo venerdì prossimo alle 14:30 sempre su questa rete. Grazie ancora sindaco, buon lavoro. Grazie, le giro il WhatsApp adesso, appena parte la sigla.